Entriamo in diretta nell'ultima parte del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque prima di salutarvi vi ricordo i programmi della nostra prima serata, subito dopo Barzellette, poi in prima serata il Festival della canzone siciliana. Per questa edizione del nostro TG Sicilia è tutto, grazie e buon proseguimento di serata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, titoli del nostro telegiornale. I carabinieri del RIS potrebbero dare un'identità a breve ai resti biologici trovati nell'area di Pistunina a Messina, dove lo scorso 30 luglio è crollata una palazzina. 4 le vittime accertate, mancano 2 dispersi, 3 invece gli indagati. La questura di Messina ha divulgato l'audio telefonico della cittadina che ha dato l'allarme sul furto delle opere di Antonello dal museo regionale. La procura non esclude alcuna pista, persino quella mafiosa, ferie forzate invece per i 4 custodi che erano di turno. Al nostro TG parla Don Ugo Di Marzo che racconta l'intimidazione subita sotto l'abitazione nel quartiere Noce a Palermo, un atto vandalico stupido e insolito l'ha definito. La Catania, predatori di metalli scatenati dopo il furto di rame e l'arresto per il ladro al Castello Orsino, la città continua ad essere vandalizzata. Ad Agrigento, duro monito della Chiesa alle istituzioni per la crisi idrica, rubinetti a secco da oltre 100 giorni a Maddalusa, da Trapani a Messina fino a Siracusa, milioni di metri di cubi di acqua che si perdono negli acquedotti Colabrodo. Calcio, il Palermo prova a chiudere per il portiere Perine della Juventus dopo l'infortunio a Joronen, l'esordio in campionato è prossimo, anche il Catania in Serie C prova a rinforzarsi sul mercato e giocherà la prima partita al Massimino contro l'Under 23 in terra. Ancora buongiorno, apriamo con la notizia che arriva da Messina perché i carabinieri del RIS che stanno lavorando potrebbero dare un'identità a breve ai resti biologici trovati nell'area di Pistunina dopo il crollo di una palazzina avvenuto lo scorso 30 luglio. Sentiamo il servizio di Ilaria Mangano. A settimane dal tragico crollo di Pistunina nella zona sud di Messina, sono 4 i corpi finora recuperati. Restano ancora da ritrovare quelle di altre 2 vittime per le quali le ricerche non si sono mai fermate. Mancano all'appello Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, trovata priva di vita poche ore dopo il cedimento, e del collaboratore domestico di origine cingalese Lairu Warnakulla Suria. Nel corso dei giorni, fra le macerie e persino fra i detriti depositati nel parcheggio dello stadio San Filippo, sono stati recuperati diversi resti biologici. Un'attesa drammatica per le famiglie, ancora impossibilitate a dare l'ultimo saluto ai propri cari. Ma una risposta definitiva potrebbe arrivare presto dai carabinieri del RIS, stabilendo a chi appartengano quei resti. Potrebbero essere dei 2 dispersi o di alcune salme già recuperate. 2 dei 4 corpi finora trovati presentavano infatti evidenti segni di ustione. Sono 3 le persone indagate per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Si tratta di Alessandro Panarello, titolare del gruppo che stava per aprire un supermercato al piano terra, Pasquale Dalì, titolare della ditta incaricata dei lavori, e Pietro Leone, l'ingegnere che ha progettato l'edificio. La prossima settimana si potrebbero quindi avere i primi riscontri. Si partirà dall'esame dei telefoni degli indagati per poi passare al sopralluogo del pool di consulenti nominati dalla Procura di Messina. Dopo l'analisi della documentazione, i periti lavoreranno direttamente sul luogo del crollo e sui materiali sequestrati, nel tentativo di fare piena luce sulle cause che lo scorso 30 luglio hanno provocato questa enorme tragedia.
Una donna di 40 anni, Teresa Floridia, è morta in un incidente stradale in contrada Fanello, nel territorio di Vittoria, in provincia di Ragusa. La donna viaggiava su un Fiat Punto insieme al marito, che si trovava al volante. A bordo c'erano anche 2 figli minorenni. L'auto si è scontrata con un tir per il trasporto di merce agricola. La donna è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. E torniamo a Messina adesso per occuparci del furto delle opere d'arte del maestro Antonello da Messina dal Museo regionale. La procura non esclude alcuna pista, neppure quella mafiosa. Intanto la polizia ha reso noto un passaggio della telefonata della cittadina messinese che ha fatto poi scattare l'allarme, trovando sul marciapiede 2 delle 4 opere trafugate. Il servizio. Potrebbe esserci l'ombra della criminalità organizzata dietro il furto al Mume, dove sono state trafugate nella notte tra il 15 e il 16 agosto le opere di Antonello da Messina. Il procuratore Antonio D'Amato non esclude nessuna ipotesi, neanche la pista mafiosa. I poliziotti continuano a visionare tutte le telecamere che si trovano vicino il museo e nelle zone limitrofe per vedere se si riesce a individuare la modalità di fuga dei ladri, che potrebbero anche venire dall'estero. Un bottino da decine di milioni di euro. Dipinti unici che non possono essere venduti sul mercato normale. Per questo gli inquirenti battono la pista del furto su commissione. Un miliardario straniero o forse i clan che usano l'arte come moneta di scambio internazionale nei grandi traffici di droga, così come accadde in passato con la Natività di Caravaggio. Resta poi il mistero dei sistemi di sicurezza. L'allarme ha suonato, ma nessuno tra il personale in servizio ha lanciato l'allarme al 112. I 4 custodi di turno quella sera, mentre era in corso la processione della Vara, sono stati sospesi e rischiano il licenziamento. Si scava sui loro telefoni per capire se vi siano stati ricatti, minacce o complicità interne. È stata invece una cittadina messinese a dare l'allarme quella notte. La questura ha reso noto un frame della telefonata che Elisabetta Bonfato ha fatto al numero unico di emergenza per segnalare la presenza sul muretto di 2 tavole del pittore siciliano del 400 abbandonate dai ladri. Numero unico di emergenza. Cosa è successo? Mi trovo all'Annunziata, accanto al museo. Ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno li avesse rubati e appoggiati qui. Sono quadri del museo, valgono un sacco di soldi. E mentre le indagini proseguono serrate, questo furto rappresenta una ferita aperta nel cuore di Messina e dei siciliani. Sentiamo adesso le voci raccolte proprio al Mume, che dopo il furto ha riaperto ai visitatori. Il Museo regionale di Messina ha riaperto al pubblico, ma entrando nelle sale qualcosa inevitabilmente manca. Sulla parete dove erano custodite le opere di Antonello c'è un telo nero, un vuoto che non è soltanto quello lasciato dai quadri, ma quello che tutta la città sente davanti alla perdita di un pezzo della propria storia. Ascoltiamo cosa ne pensano i visitatori. Sicuramente è un fatto che ha creato magari disagio anche alla città, perché comunque per loro è una cosa importante, da quello che so io, per Messina. Però ecco, io capito da turista, visto che ho i miei suoceri qui vicino. Avrebbe voluto vederle? Sì, sicuramente sì. Quest'anno magari era l'anno buono, però magari sarà ormai molto difficile recuperare questa situazione. È la prima volta in realtà che vediamo al museo ed è un museo molto bello, quindi consiglio a tutti di visitarlo. Peccato che non c'è più l'Antonello da Messina, spero che lo ritrovino presto. Soprattutto dispiacere, anche perché erano delle opere abbastanza importanti comunque, quindi è un po' un vuoto, ecco. Adesso la cronaca: a Palermo restano in carcere i 3 indagati per la morte di Vito Genovese, l'uomo di 45 anni ucciso allo Zen, probabilmente con un cacciavite nel corso di una rissa durante la notte di Ferragosto. Si tratta di 2 minorenni e del 34enne Paolo Puleo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Genovese avrebbe sorpreso i ragazzi mentre stavano cercando di aprire un box di sua proprietà. È sceso in strada, ne è nata un'accesa discussione, poi Genovese è stato aggredito, colpito con colpi di casco e di cacciavite. Nel corso della colluttazione è rimasto ferito anche un altro parente di Genovese che era sceso per dare soccorso appunto lo stesso. L'accusa dei 3 fermati in questo caso però non è più tentato omicidio ma lesioni. I 2 indagati hanno risposto al GIP che li ha interrogati in queste ore. Hanno detto di essersi difesi da un'aggressione, non di aver colpito la vittima, mentre uno dei 3, un minorenne, si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Restiamo a Palermo perché è stato colpito con un atto vandalico che lui stesso ha definito stupido e insolito Don Ugo Di Marzo, un sacerdote palermitano. È stato colpito sotto casa sua, anzi casa dei genitori, nel quartiere della Noce proprio a Palermo. Sentiamo il servizio. È sereno poco prima di imbarcarsi per Lourdes insieme ai suoi parrocchiani Don Ugo Di Marzo, sacerdote della parrocchia Maria Santissima delle Grazie, vittima a Palermo di un'intimidazione con la sua auto parcheggiata in viale Regione Siciliana ricoperta di olio motore. Un gesto insolito per Don Ugo, secondo cui potrebbe trattarsi di una ragazzata. Sono sereno, sono propenso a credere che si tratti di una brutta bambinata, di un gesto così stupido fatto da ragazzini e nulla di più. Vedremo cosa diranno le indagini. Il sacerdote confida sull'operato delle forze dell'ordine e si mostra piacevolmente sorpreso per come ha reagito la comunità dello Sperone, che ha condannato l'accaduto. L'unico sentore che ho serio e importante e bello è che il quartiere, la comunità di Roccella e di Sperone hanno preso malissimo questo fatto, un fatto brutto, un fatto ingiusto, un fatto da condannare con chiarezza, dal quale prendono le distanze sicuramente tutti i parrocchiani. Sull'episodio indagano gli agenti del commissariato Zisa Borgonuovo, che hanno sequestrato le immagini di alcune telecamere e il bidone utilizzato dall'autore del gesto. Prima di parlarvi di un'altra questione, che è quella del furti di rame a Catania, vi diamo una notizia appena giunta in redazione. C'è stato un terremoto, una scossa di magnitudo 3.1 nel territorio di Linguaglossa alle 7:47. È stato registrato a una profondità di 1,5 km proprio nella zona di Linguaglossa. La scossa è stata distintamente avvertita anche dagli abitanti della zona. Adesso parliamo dei predatori di metalli scatenati a Catania. L'ultimo raid, peraltro, culminato con l'arresto del ladro, ha lasciato al buio la zona di Castello Orsino. Il servizio. L'ultimo episodio, peraltro culminato con l'arresto di un 44enne da parte dei carabinieri, ha lasciato al buio il perimetro del Castello Orsino e buona parte delle strade adiacenti piazza Federico II di Svevia, ma i continui furti di rame sono ormai un'emergenza. A Catania, ma il problema esiste in tutta la Sicilia, il fenomeno riguarda il centro storico e le periferie, segno evidente che i predatori di metalli sono ovunque, sprezzanti anche del rischio di finire nella rete delle forze dell'ordine e quindi in manette. Ad onor del vero sono in tanti a farla franca. Nel mirino tubature pluviali, cavi di ogni tipo, impianti di edifici pubblici e privati, colonnine di ricarica per le auto elettriche, interi quartieri al buio, a pagare un prezzo pesante Librino e San Giovanni Galermo, dove si segnalano la maggior parte dei furti, costi che poi ricadono sulle casse comunali. Tutti danni che producono due effetti negativi. Il primo, lasciano zone al buio per giorni, per settimane, quindi abbiamo un effetto negativo sulla cittadinanza. L'altro è un danno economico alle nostre casse. Refurtiva che viene rivenduta al mercato nero, 4-5 euro al chilo per il rame grezzo, con punte di 7-8 euro al chilo per il metallo d'alta qualità. Adesso parliamo della crisi idrica ad Agrigento e in Sicilia. Ad Agrigento, rubinetto secco da oltre 100 giorni nel quartiere Maddalusa, appunto una frazione della città dei Templi. L'emergenza idrica si intreccia anche con la questione delle case abusive e accende la protesta dei residenti, ma mobilita anche la Chiesa agrigentina, che chiede la mobilitazione delle istituzioni. Il servizio di Davide Sardo. Oltre 100 giorni con i rubinetti a secco. A Maddalusa, frazione di Agrigento, la crisi idrica diventa anche una questione sociale e la Chiesa agrigentina decide di scendere in campo lanciando un duro monito alle istituzioni. Un'emergenza che continua a pesare sulla vita quotidiana dei residenti costretti a procurarsi l'acqua da soli. Abitazioni senza regolare allaccio e contatore, una situazione che si intreccia anche con l'abusivismo edilizio. Con le autobotti ferme il disagio è diventato ancora più pesante. Spero che l'acqua arrivi a tutti, perché il diritto all'acqua è di tutti. Semplicemente questo, che il diritto all'acqua è di tutti. Io capisco che il sindaco si trovi in una situazione molto difficile. Non credo che voglia andare contro i suoi cittadini, ma qui c'è
c'è, però non è una questione che riguarda solo gli abitanti di Maddaluse, qui riguarda tutti i cittadini, non solo di Agrigento, perché altre situazioni simili a queste ci sono a Canicattì e già c'è stato tutto un problema, come ci sono a Favara, ci sono a Naro, in tutta la provincia. La Chiesa chiede di non lasciare soli i cittadini e richiama le istituzioni alla responsabilità. Il diritto all'acqua è sacrosanto, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU, la Costituzione italiana, la dottrina sociale della Chiesa, ma anche il normale senso civico ci dice che l'acqua deve essere data a tutti. A Maddaluse l'emergenza continua e dopo oltre 100 giorni cresce la richiesta di una soluzione concreta. Un'emergenza, quella idrica, che coinvolge, come abbiamo detto, mezza Sicilia, una rete colabrodo che mette a dura prova cittadini e anche i turisti che arrivano in vacanza in Sicilia. Nonostante le abbondanti piogge, poi l'isola fa i conti anche con un razionamento senza precedenti, per non parlare poi del 15% di acqua dagli invasi che si perde anche a causa delle alte temperature, perché evapora. Il servizio di Laura Spanò. L'acqua in Sicilia c'è, ma una rete idrica colabrodo fa sì che anche in questa caldissima estate 2026 i siciliani siano costretti a un razionamento idrico senza precedenti. Da Trapani a Messina fino a Siracusa, cittadini e turisti, più che godere delle meritate vacanze, devono fare i conti con l'acqua che manca. Tutto questo accade nonostante le abbondanti piogge. Sono poi milioni i metri cubi di acqua che si perdono negli acquedotti colabrodo, mentre il 15% delle riserve nelle dighe pare che a causa delle alte temperature stia evaporando. Poi ci sono interi quartieri morosi perché nessuno fino ad oggi ha pensato di installare i contatori. Tutte cause di un'emergenza che dopo anni si fa fatica a continuare a definire tale, che si trasforma in una colossale macchina mangiasoldi. A fine luglio la Corte dei Conti aveva evidenziato che il settore idrico siciliano ha beneficiato di un significativo afflusso di fondi europei nazionali e regionali superiori a 800 milioni di euro. Malgrado questo, certifica la Corte dei Conti, il 50% dell'acqua si perde nelle condutture fatiscenti e dei 45 invasi la maggior parte opera con una serie di limiti dovuti a scarsa manutenzione, mancati collaudi, verifiche sismiche e di sicurezza non effettuate. Solo nelle ultime settimane dalla Regione sono stati stanziati 18,9 milioni di euro per rimborsare a Sicilacque le forniture idriche nel Trapanese e a Messina per le utenze ex EAS. Ma la crisi rimane drammatica ovunque. A Palermo adesso 2 funzionari della Protezione Civile sono stati condannati dalla Corte dei Conti a risarcire quasi 6 milioni di euro per una maxi fornitura di guanti destinati agli ospedali durante l'emergenza Covid. Sentiamo il servizio di GR Italia. Guanti acquistati durante l'emergenza Covid ma consegnati in parte in materiale diverso da quello previsto, in alcuni casi senza le certificazioni richieste. La Corte dei Conti presenta il conto a 2 funzionari della Protezione Civile siciliana. Dovranno risarcire oltre 5 milioni e mezzo di euro. Sono Alfio Drago, responsabile unico del procedimento, e Ugo Savattiere, direttore dell'esecuzione del contratto. La vicenda risale al giugno del 2020, quando la Protezione Civile affidò direttamente alla European Network TLC una commessa da 8,4 milioni di euro per 1 milione di confezioni di guanti in nitrile da consegnare entro 7 giorni. La consegna però non sarebbe avvenuta nei tempi né secondo le caratteristiche previste. Tra giugno e novembre furono recapitati 133.200 box, appena 15.000 in nitrile, mentre 118.200 erano in lattice. Altre confezioni sarebbero risultate prive dell'indicazione del materiale e in alcuni casi delle certificazioni europee. Una parte della fornitura inoltre non sarebbe mai stata consegnata. Per la Procura Contabile un passaggio decisivo riguarda le certificazioni sottoscritte dai funzionari. Nel dicembre del 2020 Savattiere avrebbe attestato la regolare esecuzione della fornitura nonostante le contestazioni, consentendo così la liquidazione di una fattura da 2.100.000 euro. Da qui la contestazione del danno erariale e la condanna in solido dei 2 funzionari. La vicenda nasce dall'inchiesta della Guardia di Finanza di Roma su un appalto complessivo da 22 milioni di euro. Sul fronte penale sono stati coinvolti i vertici della società fornitrice, ma il procedimento non è ancora arrivato a una sentenza. Nel 2024 è stata invece archiviata la posizione dell'ex ministro Saverio Romano. A Trapani adesso tutto da rifare per la nomina del direttore sanitario dell'ASP. Il giudice del lavoro ha dichiarato illegittima la nomina di Danilo Greco. Il servizio di Laura Spanò.
Non c'è pace per l'ASP di Trapani dopo lo scandalo per il ritardo nella refertazione degli esami istologici. La nuova tegola riguarda la nomina di Danilo Greco a direttore sanitario, quindi tutto da rifare. Su ricorso infatti del dottore Cristiano Raimondo, primario di medicina dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, il giudice del lavoro del Tribunale di Trapani ha dichiarato illegittima la nomina di Greco, nomina decisa nel febbraio 2025 dall'allora direttore generale dell'ASP Ferdinando Croce, che il 21 maggio dello scorso anno si è dimesso dall'incarico dopo le polemiche esplose per via dello scandalo relativo ai gravi ritardi dei referti istologici. Non sarebbe però automatico il subentro di Raimondo a Greco, c'è infatti un elenco regionale dal quale attingere, annullato in ogni caso la decisione di Ferdinando Croce. Nel frattempo Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell'ASP trapanese dai primi di luglio del 2025, si limita a dichiarare: l'azienda sta provvedendo a prendere formalmente atto della sentenza emessa dal giudice del lavoro di Trapani. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, torneremo subito dopo per parlare di sport. Entriamo in diretta nel nostro telegiornale, parliamo di sport, apriamo la pagina del calcio, il Palermo al lavoro per la prima gara di campionato domenica prossima al Barbera contro la Juve Stabia. La società rosanero attiva anche sul mercato per valutare intanto le condizioni di Joronen, ma la società si sta muovendo, contattato il portiere Mattia Perin della Juventus. Il servizio di Marco Gullà. Archiviata la vittoria in Coppa Italia contro il Lecce, il Palermo inizia a scaldare i motori in vista della prima giornata di campionato, che sarà domenica sera al Barbera contro la Juve Stabia. Club in ansia per le condizioni di Joronen, il portiere rosanero rischia un lungo stop dopo l'infortunio rimediato in occasione del match contro i salentini. Il direttore sportivo Carlo Osti è già al lavoro e starebbe pensando ad un grande colpo per sostituire il finlandese, ovvero Mattia Perin della Juventus. I bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo di Guglielmo Vicario, che andrà a giocare titolare, ed è quindi verosimile che cederanno uno tra Perin e Di Gregorio. Il Palermo ha già avviato i contatti con l'entourage del calciatore, un affare che potrebbe andare in porto appena la Juventus deciderà su chi puntare come secondo di Vicario. Ma Osti è al lavoro anche per trovare una sistemazione a giocatori come Brunori e Blen, ormai fuori dal progetto tecnico. Nessuna offerta interessante per loro. Tra i partenti probabilmente anche Giasia e Gomez. In questo momento attendono offerte anche dall'estero. Mancano 13 giorni alla conclusione del mercato, tra acquisti e cessioni. Il Catania prepara alcuni colpi per rinforzarsi. Intanto domenica arriverà al Massimino l'Inter Under 23, sarà assente lo squalificato Caturano. Ci racconta tutto Sergio Colosi. Martedì 1 settembre alle ore 20 chiuderà il calciomercato estivo. Per il Catania poco meno di 2 settimane per rinforzarsi. L'obiettivo di Varrà è consegnare a Longo una squadra più competitiva. Difficile stabilire oggi il numero degli acquisti, strettamente collegato alle cessioni. Al Catania servono un difensore se Di Gennaro, come sembra, dovesse cambiare aria, non rientrando nei piani tecnici. 2 centrocampisti con il futuro di Di Tacchio in bilico e una punta centrale che possa spostare gli equilibri del reparto offensivo. Cicerelli è sempre più leader del nuovo progetto. Impensabile a questo punto la sua cessione. Potrebbe andare via Gimenez, ma il Catania vuole monetizzare la partenza. Al Pescara si è trasferito l'ex rossazzurro d'Ausilio, che un mese fa aveva firmato in Grecia con l'Iraklis. Non si esclude la rescissione per Dini e Rolfini, fuori dall'11 titolare. Sui mancati acquisti di Ricci, Vitale e Rocchetti qualcosa non ha funzionato. Anche per questo motivo si registra un'apparente calma sulle trattative. Il Catania, che contro l'Inter Under 23 non potrà disporre dello squalificato Caturano, prosegue la preparazione a Mister Bianco, sede del quartier generale Etneo, sino alla conclusione di agosto. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antena Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. A seguire invece la rassegna stampa curata oggi dal collega Orazio Longo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.